Buongiorno a tutti, sono felice di ritrovarvi per una settimana nuova di Campa qui, non terce FM e musce il tuo paese di Santo Pedro di Danda questa settimana e prima d'appa è mandato a scontrare un artigiano di un cortelaggio installato dunque in cima di paese, si chiama Bartolomei, benvenuti. RCFM e Campa qui. Allora, la passione di aggrottare la grossa mi è venuta poco presto, 15 anni fa, da 15-16 anni fa. Voilà, la passione di agaccia, la passione di coltelli, la passione di lerme e ho anche un coltello come tutto il mondo in borsa, ma imbiendo va a certi, cioè a dire, il primo che ho visto lavorare è stato Antonini, che ho in Bastia, perché andava a scuola con il figlio. Voilà, mi ha offerto un piccolo stiletto, quando era giovane. E dopo la passione mi è venuta così, sapendo che si potevano fare i coltelli, piano piano mi sono equipato e ho, come si dice, ho cominciato, poi i primi tempi, i primi anni, ma non era mica troppo, mica troppo belli, erano coltelli normali, ma a forza, dopo tanti anni è diventato un mio mestiere, una mia passione e soprattutto il mio paese. Allora, io faccio il coltello di pastore che chiamo, il coltello con il solo, voilà. Il coltello che si gioca, che si serve tutti i giorni, il coltello fatto con la gonna, un pezzo di gonna e un pezzo di acciaio. Il coltello serve a tutto, serve a dar caccia, serve allo spuntino, serve come si dice, alla cucina, si può fare tutto. Voilà. E il coltello, per esempio, a preso, può sempre venire via. Allora, e dopo faccio i coltelli per la caccia, i coltelli come si dice, tipo poignard, l'antacomanda, dag, e un coltello brutto di foce, cioè a dire un pezzo di acero, se ne faccio un coltello, allora, un mano tutto un ferro. Sono pezzi unici, voilà, sono pezzi unici, ogni coltello ha un colore differente, una forma differente, un peso, tutto. Faccio prima i maniche, dopo con il manico adatto un pezzo di acciaio adatto alla lama e è tutto passato alla voce, picchiato, ripicchiato, aderizzato. Dopo ci assemblarlo e arrodarlo, pulirlo. E fiere sino a 2 anni fa faceva tutte le fiere d'estate più i mercati di Natale e ora con questa mollizzeria ci hanno mandato la Covid, non c'è più fiere, dunque faccio i mercati di San Fiorenzo. Ora, la trasmissione abbiamo imparato a fare a Moviola, che era sempre con me, da Giuga, e a forza di vela, conoscia la cera, conoscia tutto, si è messa e a Wacca c'è i coltelli, lo so, nel fiero e voilà. E domani staremo in paese di Santo Pedro di Danda e ci andremo a piare un caffè in Jean-Marc Pietrera che ha dunque questo stabilimento a centro di paese. A domani dunque per la Zeuda de Campa qui, sempre in Santo Pedro di Danda. RCFM e Campa qui.